il settore orafo del Veneto ormai in ginocchio per il blitz della Guardia di Finanza che ha smantellato un'organizzazione illecita che operava nei negozi compra oro in tutta Italia. Potranno finalmente essere seppelliti i resti del corpo di Lucia Manca. I periti hanno terminato le analisi, resta un mistero la causa della morte. Carlo Scarpa nelle vesti di design del vetro nell'isola di San Giorgio fino al 29 novembre 2012. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Applauso del Confartigianato del Veneto al sequestro condotto dalla Guardia di Finanza di merce del valore di ben 163 milioni di euro, merce sequestrata in tutta Italia nei negozi Compro Oro. L'operazione scattata stamane ha smantellato un'organizzazione dedita al riciclaggio, alla ricettazione, alla frode fiscale, all'esercizio abusivo del commercio dell'oro tra Italia e Svizzera e secondo gli orafi veneti aderenti all'associazione l'operazione ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica l'urgenza di approvare una legge che regolamenti il fenomeno del compro oro. Il presidente nazionale e regionale degli orafi della Confartigianato in una nota ha spiegato che l'assoluta mancanza di regole ha permesso ai compro oro di proliferare in tutta Italia, con gravi danni al settore e alla trasparenza delle compravendite. In soli 12 mesi, dicono gli orafi, sono cresciuti da 800 agli attuali 2.900 nella nostra regione, con un giro d'affari stimato 1,5 miliardi di euro e il business italiano vale 10 miliardi di euro l'anno. E ora l'omicidio di Lucia Manca. Si potranno finalmente celebrare i funerali di Lucia Manca. Questa mattina è stato firmato il nulla osta per mettere a disposizione dei familiari la salma della bancaria 52enne, il cui corpo è stato trovato tra le frasche a Cogollo del Cengio. I periti nominati dal Tribunale hanno depositato l'esito delle loro analisi e non sono riusciti a chiarire le cause del decesso. Corsa contro il tempo per evitare che Renzo De Cleva, il marito di Lucia Manca, possa essere scarcerato. Sono stati depositati questa mattina gli atti per chiedere il rinvio a giudizio dell'informatore farmaceutico accusato di aver ucciso la moglie e di averne nascosto il corpo sotto un viadotto a Cogollo del Cengio in provincia di Vicenza. Il GIP dovrà decidere il rinvio a giudizio e disporre il processo entro il 31 gennaio, altrimenti in quella data De Cleva uscirà dal carcere. La documentazione era pronta da tempo, ma il PM, Francesca Crupi, non poteva chiudere le indagini prima che fosse dichiarato chiuso l'incidente probatorio disposto dal GIP Michele Medici per accertare le cause del decesso della bancaria di Marcon, cosa che è avvenuta ieri. I 3 periti nominati dal giudice, i medici legali Valentina Meneghini e Cristina Cattaneo e l'odontoiatra Daniele De Angelis, hanno però spiegato che non è possibile risalire alla causa della morte dell'analisi dei resti della povera Lucia. Non è possibile però nemmeno escludere che sia stata uccisa. La colorazione rosata dei denti risulta di diagnosi dubbia e dunque non è possibile nemmeno dimostrare il soffocamento. L'accusa dunque rischia di arrivare al dibattimento con un'arma spuntata. In assenza della prova regina sono però molto forti gli indizi. Il ticket autostradale con le impronte del De Cleva che provano la presenza dell'uomo quella notte nei dintorni di Cogollo del Cengio, una cella che ha agganciato il suo cellulare proprio in quel punto e in quell'ora e la saliva di Lucia trovata nel bagagliaio del sospettato. E voltiamo pagina. Metalmeccanici in stato di agitazione per il rinnovo del contratto e a Venezia la posta in gioco è anche Porto Marghera, annunciata una manifestazione per il 14 novembre. Metalmeccanici in stato di agitazione e il 14 novembre, giorno dello sciopero nazionale della categoria, a Mestre si prevedono disagi a causa della manifestazione annunciata dalla FIOM veneziana. La protesta è stata indetta dalla CGIL contro Federmeccanica che ha escluso dalle trattative sul rinnovo del contratto il sindacato. A Venezia però i metalmeccanici aderenti alla Confederazione della Camusso scenderanno in piazza per difendere anche la vocazione industriale di Porto Marghera. La FIOM e la CGIL hanno chiesto in questi giorni un incontro con il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, sul progetto della torre di Pierre Cardin, dopo che l'amministrazione comunale ha annunciato che venderà allo stilista italo-francese aree di proprietà di Marghera. Secondo la FIOM si tratta di un'operazione pericolosa, dettata dalle esigenze di bilancio del comune, che rischia di completare il processo di deindustrializzazione dell'intera area di Porto Marghera, dove sorgono industrie metalmeccaniche come la Fincantieri, la Simar, la raffineria. La CGIL insomma chiede al sindaco Orsoni coerenza con le scelte del PAT.
Intanto un'azienda chimica, la Pilkington, ha annunciato la fermata a freddo del forno a causa della situazione critica del mercato, mettendo a rischio altri 180 posti di lavoro. E ora la cronaca nera. La Capitaneria di Porto di Venezia ha sequestrato 1500 kg di tonno scaduto. La scoperta, avvenuta nel veneziano, è stata fatta durante una delle periodiche campagne di controllo sulla filiera ittica, ossia nei magazzini dei grossisti, degli importatori e venditori, nei negozi e nei ristoranti. Nel corso dei controlli sono state comminate 20.000 euro di sanzioni. E i carabinieri di Chioggia hanno recuperato 40 sacchi da 10 kg di vongole sprovvisti di etichetta e bollo sanitario su un bancale, dopo che hanno avvistato un barchino sospetto ormeggiato nei pressi, che è fuggito alla vista della loro motovedetta. I molluschi, in totale quindi 4 quintali, del valore di 2.000 euro, sono stati rigettati in mare. E ancora i militari di San Donà di Piave hanno arrestato a Jesolo Lido un albanese di 35 anni trovato in possesso di 27 grammi di cocaina. I militari sono giunti a lui dopo una serie di appostamenti nei pressi dell'appartamento dove alloggiava nel residence Lio, segnalato come sospetta zona di spaccio. Per cogliere in flagrante il malvivente, i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione, dove gli hanno trovato nella stanza la sostanza stupefacente e anche 2.000 euro. E ancora, sempre i carabinieri a Dolo hanno arrestato Marco Favaretto, pregiudicato 45enne, residente nella frazione di Arino, che doveva scontare 1 anno e 1 mese di reclusione per spaccio di stupefacenti. Era stato condannato dopo essere stato arrestato a Padova nell'aprile scorso in possesso di cocaina. E spostiamoci di provincia perché dobbiamo parlare del caso del bambino conteso. La madre ha lanciato oggi un appello a Cittadella per poter vedere tutti i giorni il figlio e ha denunciato i metodi di gestione della casa famiglia che lo sta ospitando. La donna oggi ha incontrato i giornalisti assieme al suo legale Girolamo Andrea Coffari, che ha riferito di essersi rivolto al Tribunale dei minori per segnalare una gestione illecita della regolamentazione di visita tra la madre e il figlio. Il padre, sostiene la madre, lo vede tutti i giorni, mentre la donna non riesce a vederlo, l'ha visto poche volte, e ha aggiunto che il figlio non si trova bene e avrebbe meditato di fuggire dalla struttura. Dunque il braccio di ferro nella coppia continua, sempre a spese del povero ragazzino che si trova appunto tra due fuochi in questa struttura. Cominciamo a parlare della provincia, anzi parliamo delle province, nel senso che le province in tutta Italia, quindi anche nel Veneto, minacciano di chiudere il riscaldamento nelle scuole e di anticipare quindi l'avvio delle vacanze natalizie. Sono in rivolta contro i tagli, contro il decreto Salva Italia, che però non ha salvato le province. Rivolta delle province italiane contro il governo. Antonio Saitta, il presidente dell'UPI, l'Unione Province Italiane, ha annunciato che saranno chiusi i riscaldamenti nelle scuole per protestare contro i tagli di 500 milioni di euro decisi per lo spending review, il che significa per gli studenti un allungamento delle vacanze natalizie. Per 35 amministrazioni provinciali che scompariranno sembra una sorta di ultimo canto del cigno prima della soppressione, ma l'UPI non si arrende ed è decisa a battersi contro i tagli e intende continuare la battaglia giudiziaria avviata con un ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Salva Italia. Le province sono insorte anche per la mancata discussione sul ricorso che la Consulta ha deciso di far slittare in attesa dell'ultimo decreto sul riordino. Una furbizia il blocco della Corte, secondo l'associazione. I presidenti delle province temono che il verdetto favorevole venga emesso quando sarà troppo tardi. Oggi è stato anche il giorno della nomina di Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, a capo del consiglio direttivo dell'UPI, il quale ha tuonato contro il sistema e il metodo con cui si è deciso il riordino degli enti provinciali in Veneto. È stato impedito ad alcuni comuni, ha detto, di scegliere autonomamente con quale provincia passare. Un piccolo stacco pubblicitario, rimanete con noi. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E
andiamo in provincia di Venezia, ormai fuori pericolo per il temuto passaggio di scorie nucleari lungo l'autostrada A4. Il convoglio è passato, fortunatamente senza alcun incidente. È passato la notte scorsa in gran segreto il carico di scorie radioattive diretto al porto di Trieste e da lì negli Stati Uniti. Il transito è avvenuto senza alcun intoppo lungo l'autostrada A4, rimasta regolarmente aperta. Il convoglio, contenente 10 barre di uranio, ha viaggiato scortato da staffette della polizia stradale. Cade giusto l'11 novembre, giorno di San Martino, il zogo dell'Oca di Mirano, edizione numero 15. L'ordinanza antiaviaria vieta la presenza di volatili e così quest'anno le oche in carne ed ossa saranno sostituite da qualcosa di sorprendente, parola di proloco. L'appuntamento è per sabato col mercatino, gli spettacoli e i giochi per bambini, domenica l'attesa sfida fra le frazioni. Ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove si moltiplicano le iniziative sociali a sostegno delle famiglie disagiate, messe sempre più a dura prova dalla crisi. Il comune di Paese ha deciso di istituire la Family Card, una carta che verrà consegnata soltanto a famiglie segnalate dai servizi sociali e che permetterà di avere sconti in alcuni negozi. Sarà gratuita e nominativa, potranno chiederla famiglie con genitori disoccupati, con figli a carico e reddito basso. L'Università della Terza Età di Montebelluna festeggia i suoi 25 anni di vita. L'UTEM montebellunese è stata una delle prime a nascere in Veneto. Dal 1988 ad oggi ha avuto una media di 400 iscritti l'anno, organizzando circa 2500 ore di conferenze e spaziando dal disegno al canto. La cerimonia ufficiale è prevista per sabato 17 novembre. E andiamo infine in provincia di Padova per parlare di una forma di assistenza che è prima di tutto supporto psicologico. Si chiama Filo d'Argento, la linea telefonica amica ideata per tener compagnia agli anziani soli. Il servizio è attivo a piove di sacco grazie alla collaborazione di tutti i circoli Hauser della Saccisica. Il numero a disposizione per contattare il Filo d'Argento piovese è lo 049 58 41 002. L'approvazione al Senato della legge salva olio d'oliva contro i falsi extravergine fa sorridere Arquà Petrarca e Baone, i due comuni a più alta vocazione olivicola. Sui colli gli oliveti impegnano oltre 400 ettari e 600 coltivatori. 2.300 quintali di olive l'anno permettono di ricavare 250.000 litri d'olio. E ora la pagina culturale, entriamo nelle stanze del vetro, andiamo cioè all'isola di San Giorgio a vedere la mostra su Carlo Scarpa e il suo rapporto con il vetro di Murano. Le foto in bianco e nero ritraggono Carlo Scarpa quasi in religiosa contemplazione di fronte ai meravigliosi prodigi dei maestri vetrai. Il rapporto dell'architetto veneziano con questo materiale specificamente lagunare è stato intenso e proficuo. Scarpa fu infatti per molti anni, esattamente dal 32 al 47, direttore artistico della prestigiosa Vetreria Venini, una collaborazione che ha dato vita a una vasta produzione, come documenta la mostra aperta fino al 29 novembre a San Giorgio Maggiore. Nel nuovo spazio espositivo della Fondazione Cini, 650 metri quadri dove un tempo c'era il convitto dell'isola, sono adesso visibili più di 300 opere provenienti da collezioni private e musei di tutto il mondo. Il materiale è suddiviso in una trentina di tipologie che si differenziano per tecnica di esecuzione e per tessuto vitreo. Si va dai vetri sommersi alle murrine romane, dai corrosi ai vetri a pennellate. Gli oggetti esposti comprendono anche prototipi e pezzi unici, disegni e bozzetti originali, insieme a foto storiche e documenti d'archivio. La mostra, curata da Marino Barovier, offre un'occasione per riflettere
riflettere sull'importanza del design nell'opera di Carlo Scarpa, che proprio al periodo muranese deve la sua vocazione sperimentale e artigiana e propone un interessante confronto fra l'attività di Scarpa designer e quella di Scarpa architetto. Carlo Scarpa Venini rappresenta inoltre il primo capitolo delle Stanze del Vetro, un progetto pluriennale avviato dalla Fondazione Cini in collaborazione con un'altra fondazione, la svizzera Pentagram Stiftung, progetto che ha lo scopo di valorizzazione dell'arte vetraria veneziana del Novecento. L'ingresso è libero. E ora il meteo, torna la marea sostenuta domenica a Venezia. Il centro maree prevede un calo per venerdì del livello del mare, ma l'arrivo anche di una nuova perturbazione non molto profonda che coinciderà con punte massime di marea astronomica sui 74-77 cm per domenica. Sentiamo le previsioni nel dettaglio per i prossimi 4 giorni. Tempo ancora buono, diventerà più instabile nel fine settimana. Venerdì 9 novembre, tempo parzialmente soleggiato al mattino con progressivo aumento della nuvolosità. Minime in risalita, massime stazionarie, mare quasi calmo. Sabato 10 novembre, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse di debole intensità, specie nel pomeriggio sera, valori termici in rialzo. Domenica 11 novembre, tempo perturbato con abbondanti rovesci e temporali per tutto il giorno, rinforzi di scirocco sulla costa, temperature in aumento, comprese fra i 14 e i 16 gradi. Lunedì 12 novembre, cielo coperto e banchi di nebbia, minime in abbassamento. La marea di venerdì 9 novembre è sostenuta, la massima alle 7:15 85 cm, la minima alle 14 5 cm. E prima di chiudere un avviso, Telereporter è la migliore possibilità di lavoro per chi ama la comunicazione. Se vi siete laureati da poco, vi state laureando e volete inserirvi in questo settore, allora chiamate Televenezia allo 041 93 15 14 oppure inviate una mail a redazione@televenezia.it. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, per averci scelto, buon proseguimento, buona serata.